Abbiamo tirato via il menù alla carta, abbiamo fatto un menù dedicato a Ferragosto a un prezzo interessante e questo ci ha dato atto del sostegno e anche del nostro lavoro svolto, insomma. C'è soddisfazione nelle parole di Ivano Camerotto, titolare dello storico ristorante Da Domenico sulle Grave a Spresiano. Qui il menù antinflazione ha avuto i suoi effetti. Abbiamo fatto un antipasto, un primo e un secondo, perché la grigliata sul Piave è un classico, con il dolce, caffè coperto, vino a parte, perché le bevande le mettiamo a parte, 35 euro, era un buon prezzo, insomma, e questo ci ha dato atto. Non serve far la fila al mare, però si può passare una giornata così tranquillamente anche in compagnia. Quindi a costi anche accessibili, questo è importante. Certo, sì, sicuramente sì. Un modo anche per lasciarsi alle spalle i danni del maltempo di un mese fa, che da queste parti aveva battuto parecchio. Ci siamo ripresi subito il giorno dopo, ringraziando anche tutti i nostri collaboratori che ci hanno dato una mano, sempre attivi perché bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti. In generale il Piave è stato scelto da tanti trevigiani da Pederobba Salettuola, anche per questo il sindaco di Spresiano rilancia una proposta per la cosiddetta spiaggia del popolo. Servirebbe una regolamentazione dall'alto che ci permettesse magari di fare quelle famose spiagge, tra virgolette, sul Piave, che permetterebbero intanto una balneazione sicura, una normativa che demandi anche al comune, perché no, una regolamentazione. È chiaro che deve essere una cosa omogenea. Siamo stati qui, siamo stati ai laghi di Revine, bicicletta, queste cose qui, arrampicare. Le montagne qua vicino sono sempre molto belle, il Piave è bello, quindi sì. Avete evitato, diciamo così, la calca del mare. Assolutamente sì, se si può, almeno noi. Abbiamo fatto una settimana al mare con i bambini perché li abbiamo portati in campeggio e adesso siamo a casa. Vi godete un po' il Piave. Sì, 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 sì. Ritorniamo la prossima a lavorare, comunque questa settimana sì, rimaniamo a casa in zona, ecco. Quindi avanti e indietro da qua probabilmente. Sì, esatto. I bambini sono contenti. Sì, Sì. guardi. Si divertono.